La chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Tarvisio fu fondata nel 1399 sul luogo di una precedente chiesetta dell'XI secolo e assunse il nuovo aspetto nel 1445. Tra i vari ampliamenti che hanno modificato l'aspetto della chiesa, importanti furono quelli eseguiti tra il 1959 e il 1962, quando l'edificio fu allungato in direzione della piazza. Delle 4 torri medievali ne sono rimaste solo 2. La torre ottagonale di origine medievale è di proprietà del comune dal 1857, fu pesantemente modificata alla fine del XIX secolo dai pompieri volontari di Tarvisio, che l'utilizzarono per i propri specifici usi, con aperture e sovrastrutture lignee. Venne gravemente danneggiata dai bombardamenti italiani nel settembre 1915. Con gli ultimi importanti restauri e modifiche, la torre ha assunto la funzione di spazio espositivo sulla piazza principale di Tarvisio. La torre rotonda aveva nel tempo acquisito la funzione di cella mortuaria. Dopo 2 anni di lavori, nel 1957, venne destinata a tempietto ossario per accogliere degnamente i resti militari italiani deceduti in loco durante la Seconda Guerra Mondiale. La chiesa presenta un porticato a 3 arcate ogivali, sormontato da una trifora gotica ed un enorme affresco di San Cristoforo, protettore dei viandanti, molto deperito. Un lungo periodo di pace e di buon governo, che si protrasse fino alla metà del XVIII secolo, permise ad alcune persone facoltose di Tarvisio di impegnarsi con sostanziosi finanziamenti per importanti ristrutturazioni della chiesa. Interessarono queste soprattutto la zona antistante il presbiterio, portarono alla costruzione della grande sacrestia e alla copertura a cipolla in stile carinziano del campanile. La chiesa possiede numerosi pregevoli opere d'arte che ne accompagnano l'evoluzione dal XV al XX secolo: altari, coro ligneo, sculture, affreschi e dipinti, vetrate, lapidi decorate, organo. L'altare maggiore, in legno colorato e dorato, risale al 1728 ed ha un aspetto imponente, di notevole altezza. Presenta una struttura architettonica mossa, articolata e leggermente convessa, che può essere considerata esempio di quel misurato barocco austriaco improntato a una certa severità seicentesca. Tra le colonne ci sono le statue di San Pietro, a sinistra, e San Paolo a destra, in atteggiamento mistico. Nella nicchia centrale è stata collocata alla fine dell'Ottocento una statua raffigurante il Buon Pastore, proveniente da una bottega artistica della Val Gardena, in sostituzione di una precedente statua dello stesso soggetto.